Un incontro si è svolto a Palermo tra il presidente del comitato regionale della Lega Calcio LND e l'assessore allo sport e turismo Manlio Messina della regione siciliana, un binomio vincente tra calcio e istituzioni. L'assessore ha anche fatto visita al centro di Ficarazzi, nuovo centro sportivo della Lega. Il presidente Morgana ha poi donato così la prima maglia del comitato in assoluto, data all'assessore che sta lavorando bene nel settore in questo particolare momento di pandemia, a detta del presidente, e per le azioni fatte per l'effettuazione dei tamponi e della nuova esigenza che il mondo del calcio si vaccini al più presto per poter partire in sicurezza. Presidente, facciamo vedere che la maglia del comitato ed è la prima che diamo, la prima in assoluto, perché sono arrivato l'altro giorno, è la prima maglia che stiamo dando, sono veramente onorato di darla a te. Grazie Presidente, onore è tutto mio, bellissimo, grazie. Poi in questo momento questi colori. Lo è sempre un binomio vincente. Oggi sono molto contento perché abbiamo ricevuto la visita dell'assessore al turismo e allo sport, del mio amico Manlio Messina, è una persona che stimo moltissimo, che sta lavorando bene per lo sport, che sta facendo cose importanti e che soprattutto in questo contesto di rapporto tra sport e istituzioni, contesto al quale io do grande attenzione, perché se non c'è questa sinergia con le istituzioni credo che non si vada da nessuna parte. Io ringrazio la Regione, ringrazio l'assessore per l'iniziativa che è stata fatta per la possibilità di avere l'accesso privilegiato del mondo dello sport in ripresa per l'effettuazione dei tamponi, ed è stata un'iniziativa importantissima. Adesso abbiamo parlato con l'assessore, abbiamo parlato dell'esigenza che tutto il nostro mondo si vaccini, che tutti i nostri atleti si vaccinino, perché credo che sia la chiave giusta per poter ripartire in sicurezza. Siamo d'accordo su tutto, abbiamo visitato questa bella sede di Ficarazzi che naturalmente è a disposizione dell'assessore allo sport tutte le volte che lo desidererà. Quindi è una bella giornata, una giornata importante e sono veramente contento. Assolutamente sì, ho avuto il piacere di fare quest'oggi la visita a questo sito splendido che è un esempio non solo di buona amministrazione ma anche di qualificazione dello sport siciliano. Col Presidente Morgana abbiamo da sempre avuto un bellissimo rapporto, oggi vogliamo consacrare proprio questo, un rapporto tra istituzioni che in un momento così difficile è molto più importante rispetto a ieri. Oggi le istituzioni devono essere vicine a sostenere un impianto molto importante alla società che è quello dello sport, e quindi noi siamo convinti che insieme possiamo certamente superare questo momento di grande difficoltà. Lo sport e il calcio lo vivono in modo particolare, ma noi dobbiamo superarlo con forza, coraggio e grande attività. Il Presidente Morgana sa perfettamente cosa fare, ha la capacità, l'esperienza e gli strumenti, e la Regione Siciliana al suo fianco.